Amici di Isola Verde, questa è l'Etna, la meravigliosa Etna con il suo carico di fascino, con il suo carico di storia e di tradizioni, e oggi parliamo di vino, anzi parliamo di vini dell'Etna attraverso il consorzio Etna Doc. Pensate che il disciplinare Etna Doc nasce nel 1968, prima in Sicilia, uno dei primi in Italia, e poi arriva il consorzio nel 1994 che serve appunto a tutelare e a rendere tutto questo assolutamente perfetto. Quando parliamo di Etna, lo sapete, parliamo di un vulcano che è patrimonio dell'UNESCO, parliamo di un vulcano che arriva nella sua massima altezza, oltre i 3.300 metri, con un diametro alla base di oltre 45 km. Oggi l'Etna racconta una storia di vino veramente straordinaria e il consorzio non fa altro che amplificarla e renderla ancora più bella. E allora comincia da qui proprio il racconto sul consorzio Etna Doc, sui vini dell'Etna, sulle contrade e su tutto quello che rende questo posto unico al mondo. Quando in Sicilia parliamo di vini non possiamo non parlare di Etna, non possiamo non parlare del consorzio Etna Doc. Oggi sono in compagnia del vicepresidente, il dottor Graziano Nicosia. Benvenuto a Isola Verde, Graziano. Buongiorno Ruggero, grazie e benvenuto a te. Allora, intanto vorremmo conoscere un po' di più di questo consorzio, da quanto esiste, quanti siete e soprattutto quali sono le sfide attuali che avete. Allora, il consorzio Etna Doc si avvicina a festeggiare i 60 anni, è la prima DOC nata in Sicilia nel 1968. Ha conosciuto una grande crescita negli ultimi 20 anni, rappresentando oggi circa 400 viticoltori per un totale di 230 produttori di vino, quindi che hanno un'etichetta, una bottiglia con etichetta. È un consorzio che ha una fortissima rappresentatività dei produttori, circa il 95%. Parlando in numeri, oggi rappresentiamo circa 1300 ettari di vigneto. Caspita. Con un totale prodotto di 6 milioni di bottiglie l'anno. Questa è una grande responsabilità che ogni giorno, quando praticamente aprite gli occhi, vi svegliate, dovete comunque portare avanti. In questo momento storico le sfide più importanti del consorzio quali sono, Graziano? Ho parlato di 20 anni positivi, che non sono più un trend ma iniziano a diventare qualcosa di realmente concreto, e uno dei principali compiti del consorzio è sicuramente quello di gestire la crescita. L'Etna Doc è cresciuta tanto, partiamo da circa 600 ettari di 20 anni fa a 1200-1300 ettari di oggi, e il consorzio ha questo importante ruolo di tutelare quella che è la crescita, preservarne la qualità e garantire un'autenticità che tuttora ancora si riesce a garantire con i nostri vitigni tipici prodotti sull'Etna. Per questo abbiamo attivato diverse misure. Per esempio 2 anni fa è stato votato la possibilità di avere una crescita controllata, quindi non più piantare a tutto spiano, ma massimo 50 ettari per ettaro, massimo 1 ettaro per produttore per i prossimi anni. Quindi diciamo l'importante ruolo del consorzio è quello di far crescere sempre di più qualitativamente la reputazione del brand Etna e del territorio, mantenere quella autenticità che è legata ai suoli vulcanici, alle altitudini, alla presenza del mare, alla diversità tra i diversi versanti che noi abbiamo qui sull'Etna e, come dicevo, gestire quella che è questa crescita. Ci rendiamo conto che ovviamente la crescita è un bene per tutti, ma deve essere controllata. Ecco dove arriva il senso poi di responsabilità, perché crescere troppo e crescere troppo velocemente probabilmente potrebbe anche diventare qualcosa che toglie piuttosto che aggiungere. Il nostro territorio, ovviamente la Sicilia, ha dei territori e delle coltivazioni di vino totalmente diverse fra loro, e questo è un unicum a livello mondiale. Come si fa a gestire questa diversità? Quanto può essere risorsa e quanto può essere limite, Graziano? Allora, limite, vedo pochi limiti in questo, anzi vedo una grande ricchezza del territorio siciliano, definito più volte come un mosaico di diverse condizioni climatiche, di diversi territori, di diverse esposizioni. In Sicilia abbiamo la vendemmia più lunga del mondo, circa 100 giorni, iniziamo nella Sicilia occidentale fine luglio e finiamo sull'Etna a novembre. Abbiamo diverse altitudini, da suoli più caldi dove è estate 10 mesi l'anno, a viticoltura di montagna come sull'Etna dove si fa viticoltura fino ai circa 1000 metri sul livello del mare. Questo dà diversità, dà unicità
diversi territori e li rende forti, identitari, e quindi vedo solo cose positive legate al concetto di diversità del territorio siciliano. Ogni territorio è unico, è uguale a se stesso, con le sue tipicità, e questo rende forti tutti i territori. Quanto è importante puntare proprio sull'identità dei singoli territori e come consorzio come si fa a salvaguardarla questa identità? È importantissimo puntare sull'identità del territorio, perché non si può parlare di vino se non parliamo del suo territorio di appartenenza. In questo caso anche l'Etna è una produzione di vino molto leggibile, nel senso che dietro un calice è molto facile riconoscere il territorio vulcanico, le altitudini, questa viticoltura di montagna legata a un'isola che sta al centro del Mediterraneo, quindi è un qualcosa veramente di particolare, non possiamo immaginare di produrre lo stesso vino altrove. Per tutelare, sappiamo bene che il Consorzio ha anche questo importante compito di vigilare su quelle che sono le produzioni, di lavorare su quelle che sono le tipicità dei vari territori. Questo è il motivo per cui l'Etna è stato uno dei primi territori in Italia a parlare di contrade, quindi di piccoli luoghi accomunati dalle stesse caratteristiche produttive. Oggi ne contiamo circa 150, che sappiamo che l'Etna ha più versanti, si affaccia sul mare da un lato, si affaccia sui Nebrodi e sui Peloritani da un altro, e sull'interno della Sicilia dall'altro. Quindi è giusto raccontare l'Etna, è giusto raccontare anche le diverse specificità che abbiamo all'interno dell'Etna, con le sue colate laviche che non dimentichiamo vanno a disegnare quello che è il suolo che poi caratterizza i nostri vini. Questo ci fa capire come e quanto alla fine di tutto l'interesse primario sia tutelare il consumatore, sia tutelare l'identità di questo prodotto e sia raccontare attraverso il vino la nostra Sicilia, dalla storia all'attualità, quella che viviamo ogni giorno. Graziano, ti sono davvero infinitamente grato per la tua partecipazione a Isola Verde, per questo racconto che ovviamente continua, quindi restate con noi perché quando si parla di vino si parla tanto, ma soprattutto si racconta una faccia bellissima della nostra terra. Sorseggiare un Etna rosso in cantina è una di quelle esperienze che potrei definire impagabili. Se poi lo si sorseggia in compagnia di un tecnico enologo di grandissima esperienza, devo dirvi è l'esperienza veramente perfetta. Maria Carella, benvenuta a Isola Verde, grazie del tempo che ci dedichi. Oggi stiamo parlando di Consorzio Etna DOC, stiamo parlando di Etna, questa Etna che ha praticamente conquistato il mondo. Perché, Maria, quali sono le caratteristiche di questo vino così apprezzato? Buongiorno Ruggero, intanto grazie e benvenuti qui. L'Etna è un luogo unico, irripetibile, proprio per l'eterogeneità con cui si manifesta. Certo. Parliamo del vulcano attivo più alto d'Europa, per cui ovviamente parliamo di suoli vulcanici molto ricchi di minerali, quindi provenienti da disfacimento delle sabbie laviche, ma non solo, essendo attivo c'è questa continua erosione, è vivo, quindi queste microparticelle che si vanno degradando concimano continuamente il terreno, quindi c'è una concimazione continua e questo è molto importante. Sappiamo un terreno ricco di minerali rende chiaramente un vino unico nel suo genere. E soprattutto riconoscibilissimo, perché comunque appena si sorseggia un Etna ci si rende conto immediatamente di quello che si sta bevendo e questo già è un carattere distintivo, no? È una carta d'identità del vino. Abbiamo qui una cartina che è particolarmente chiara sul territorio dell'Etna, quella che noi profani chiamiamo un po' la C rovesciata, no? L'Etna DOC si distende in un'area che va dalla parte nord, quindi parte dal territorio di Randazzo, fino ad arrivare nel territorio di Biancavilla. Idealmente è suddivisa in 4 versanti e la particolarità è che questi versanti hanno delle caratteristiche, dei microclimi completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi partiamo dal versante nord che è protetto dalla catena di Peloritani e Nebrodi e anche dall'Alcantara, che creano questo microclima speciale e danno vita a dei rossi, anche dei bianchi, adesso piuttosto unici nel loro genere, quindi eleganti e concentrati. Andando poi al versante est, nella zona di Milo, che è in assoluto il versante più piovoso, quindi da lì vengono fuori ovviamente dei vini bianchi in particolar modo molto verticali, con una spalla acida importante, anche lì caratterizzati da un'estrema eleganza, per andare al versante sud-est, che è un versante caratterizzato dalla presenza di conetti vulcanici, ma anche dalla vicinanza
al mare, quindi sappiamo bene che l'azione mitigatrice del mare dà un effetto benefico chiaramente alla crescita delle viti, fino ad arrivare al versante sud-ovest, che è il versante in assoluto meno piovoso e più assolato, da cui vengono fuori dei vini piuttosto concentrati, quindi in un perimetro piuttosto ridotto abbiamo un'eterogeneità veramente diversa e importante, che dà vita a vini unici. Sappiamo poi che l'Etna è anche suddiviso in diverse unità geografiche chiamate contrade. All'interno della stessa contrada ci sono delle similitudini, ma anche lì comunque ogni fazzoletto di terreno dà caratteristiche particolari ai vini che si producono. Ci rendiamo conto, Maria, come la varietà e al contempo l'unicità sia la grande risorsa, no, di Etna. Ecco perché sì. Da un po' di anni a questa parte Etna ha conquistato il mondo. Sì, Etna ha conquistato il mondo perché sono dei vini particolari, assolutamente identitari. Sull'Etna si producono prevalentemente delle varietà autoctone che si sono adattate chiaramente all'ambiente, quindi parliamo come rossi, uve baccarossa, nerello mascalese e la fada padrona, caratterizzato da una presenza di sentori di spezia, così come possiamo anche sentire nel nostro calice, sentori di frutti rossi, molto spesso accompagnato dalla presenza di nerello cappuccio, che può rientrare nella produzione del vino Etna DOC per un massimo del 20%, quindi conferisce più intensità colorante e più aromi di frutta. Abbiamo per i bianchi il carricante, che è la fada padrona, che negli ultimi anni ha riscosso grande successo e anche un aumento produttivo, quindi non solo qualitativo ma anche quantitativo, caratterizzato per l'eleganza, la freschezza, la sapidità e anche la longevità, che è molto caratteristica dei vini dell'Etna. Quindi molto spesso si parla di vini bianchi commercialmente che durano per poco tempo, invece col carricante possiamo fare un discorso veramente di lungo affinamento, accompagnato nella produzione dell'Etna DOC bianco anche dal catarratto, che può rientrare per un massimo del 40%, e qui abbiamo la produzione sia di vini fermi sia di vini spumanti, quindi nuova realtà che dal 2011 si sta attestando molto bene come produzione sull'Etna. Quindi grazie a una modifica che è stata fatta nel disciplinare oggi possiamo anche parlare di metodo classico dell'Etna, da nerello mascalese attualmente vinificato in bianco e in rosato con un minimo di affinamento di 18 mesi, ma essendo vini di montagna sappiamo che l'affinamento si prolunga anche per molto più tempo. Che meraviglia, quante cose belle oggi ci ha spiegato la nostra enologa Maria Carella. E al di là dell'Etna, Maria, proprio a livello regionale ti chiedo, secondo te quali sono i vini, i vitigni che daranno più soddisfazione alla Sicilia da qui a qualche anno? Allora, i vini dell'Etna comunque sono una fetta molto importante, perché sono vini di montagna, quindi molto diversi dal resto dell'isola. Certamente ci sono delle nuove varietà che si affacciano al mercato, come il frappato, o comunque Cerasuolo di Vittoria, che danno vini moderni, piacevoli, freschi, senza contare poi tutta la parte della Sicilia occidentale, ovviamente, dove ci sono delle ottime produzioni che vanno a compensare la particolarità e le caratteristiche di una regione unica nel suo genere. Insomma, capiamo dalle parole del nostro tecnico enologo che siamo assolutamente al sicuro quando parliamo di vino siciliano, e noi, abitator dell'Etna, audace abitator dell'Etna, come dicevano gli antichi, dobbiamo essere assolutamente felici di vivere su un territorio così vario ma al contempo così identitario, perché questo è un territorio che racconta una storia antica che però, se poi ci pensiamo bene, è una storia assolutamente attuale. Questa è la meraviglia dell'Etna, che si trasforma ma resta sempre uguale a se stessa. Maria, grazie veramente per il racconto che ci hai riservato oggi, e ovviamente noi continuiamo con questa puntata di Isola Verde ad addentrarci nel mondo del vino e dei vini siciliani, delle famiglie dei produttori e soprattutto dei consorzi, che fanno veramente un lavoro straordinario, non solo di tutela ma anche di promozione e di racconto del nostro meraviglioso vino. Isola Verde, con il suo carico di sogni, con il suo carico di racconti, oggi arriva a Marsala. Guardate che meraviglia, oggi con la mia troupe stiamo veramente godendo di un ambiente siciliano e di un territorio siciliano unico sotto tutti i punti di vista. Queste coste, le coste marsalesi, che storicamente da sempre hanno accolto mercanti, hanno accolto avventurieri, sono delle coste che raccontano anche la storia del vino, perché pensate, i Fenici in buona sostanza arrivarono qui quando per primi cominciarono a impiantare le viti
nati in Sicilia e quindi a fare avviare la viticoltura siciliana. Il vino di questi luoghi è un vino forte, un vino inconfondibile, un vino gustoso, è proprio dovuto anche alla grande carica di zuccheri che ha, e questi chicchi, pensate, questi acini che vengono essiccati dalle alte temperature di questo sole danno un vino assolutamente unico. Ma la storia del Marsala è una storia molto particolare, perché è il 1773, quando un mercante inglese che arriva direttamente da Liverpool, lui si chiama John Woodhouse, si rende conto che questo vino ha qualcosa di speciale e se ne innamora a tal punto da inviarlo in Inghilterra, ma attenzione, aggiungendo dell'acquavite. Ora, il motivo per cui sia stata aggiunta l'acquavite ancora oggi, devo dirvi, probabilmente dibattuto, e c'è chi sostiene che l'acquavite sia stata aggiunta per fare in modo che il vino si potesse conservare meglio nel trasporto verso l'Inghilterra. C'è chi invece dice che lui pensò di tagliare questo vino proprio per fare in modo che diventasse più gradevole al gusto degli inglesi. Il fatto sicuro è quello che comunque gli inglesi a quel punto si innamorano di questo vino che appunto diventò Marsala, e un altro grande italiano arrivò proprio dal mare su queste coste, Vincenzo Florio, arrivava dalla Calabria e avviò anche lui a modo suo l'epopea del Marsala. Epopea che vi raccontiamo oggi attraverso il consorzio, un consorzio antico, però un consorzio che è stato rifondato nel 2022 con nuovi obiettivi, con progetti molto chiari e soprattutto con la voglia di far apprezzare il Marsala anche alle nuove generazioni. E allora comincia da qui il racconto sulla DOC Marsala, un'altra grande meraviglia siciliana. Amici di Isola Verde, quello che vi stiamo facendo in questa puntata è un racconto completo, un racconto che, come vedete, tocca davvero tutta la Sicilia e tantissimi produttori che sono davvero il grande oro di questa terra. Sono in compagnia del dottor Filippo Paladino, che è il vicepresidente del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia, al quale do il benvenuto a Isola Verde. Dottore, benvenuto. Grazie e grazie a voi per l'invito. Oggi più che mai siamo felici di trovarci qui a Marsala e di raccontare la Vini DOC Sicilia, perché dal 2012 voi fate e avete fatto un grandissimo lavoro, da quando appunto questo consorzio è nato, per tutelare dei territori molto diversi tra loro. Quali sono state le difficoltà che avete incontrato in questo cammino? Quali sono stati gli obiettivi raggiunti e soprattutto quali sono le sfide che state affrontando adesso? Sì, io faccio parte del consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia da quando si è costituito. Ho assunto sempre il ruolo di vicepresidente, si è costituito nel 2012 ed è diventato un consorzio erga omnes nel 2014. Sin dall'inizio abbiamo avuto le idee chiare, quelle di far uscire i nostri vini dall'anonimato dei vini comuni, dare identità ai nostri vini attraverso un meccanismo e una progettazione che volesse raccogliere le diversità, cercando nelle diversità quel modo di comunicare e per dare riconoscibilità ai nostri vini. Io non riesco ad immaginare una Sicilia senza vigneti. Da quando le prime civiltà si sono insediate in Sicilia, il vigneto ha accompagnato tutte le civiltà. Perché? Perché la Sicilia è un'isola al centro del Mediterraneo. La Sicilia è un'isola dove il clima caldo-arido, spesso solcato da venti africani caldi, determina una capacità di maturazione dell'uva e una identità dei nostri vini che è unica. E quindi qui entro nel tema della diversificazione. Come vedete noi abbiamo la fascia costiera, quindi nella maturazione dell'uva e quindi nella determinazione delle caratteristiche finali del vino c'entra l'influenza del mare. Poi abbiamo l'altopiano, un po' l'interno della Sicilia, dove vanno bene i vini rossi. E poi le colline, dove le escursioni termiche tra notte e giorno determinano un accumulo di sostanze nell'uva e quindi poi nel vino che fanno del vino delle colline soprattutto un corrido acidico aromatico di primo ordine. Quindi queste differenze che determinano l'identità dei vari areali di produzione, fascia costiera, interno della Sicilia, collina, poi noi attraverso i metodi di comunicazione lo comunichiamo con la DOC Sicilia e quindi diamo la possibilità di riconoscere i nostri vini pur nella sua diversità, facendo un elemento di forza e di comunicazione importante. Ma come si fa anche nei confronti dei produttori a dare questo senso di unità, no? Essere comunque un'unica grande famiglia? Io
all'interno della DOC Sicilia da vicepresidente rappresento la cooperazione. La cooperazione in Sicilia lavora più del 70% dell'uva. Quindi quando ci sediamo attorno a un tavolo ci sono i viticoltori, ci sono i trasformatori, quindi le cantine come io le rappresento, ma ci sono anche gli imbottigliatori e i commerciali. Quindi ognuno ha il suo interesse. Però abbiamo sempre avuto la visione di guardare da un progetto di territorio, non da un progetto della singola azienda. Dell'individuo. Quindi questo fatto ci ha uniti, pur nella diversità, e ci ha portato a delle scelte che diano valore, che diano certezza ai produttori, alle cantine sociali e agli imbottigliatori e ai commerciali. Questa è stata la nostra, mission per andare avanti con la DOC Sicilia. Le chiedo, prima di salutarle, ringraziandola ancora una volta della sua disponibilità, la sfida più grande che state affrontando in questo momento qual è? La sfida più grande, è stata già avviata. Abbiamo voluto e ottenuto, non con poche difficoltà, l'imbottigliamento in Sicilia, abbiamo ottenuto le fascette, quindi con segni di Stato nelle nostre bottiglie, abbiamo anche ottenuto, abbiamo messo dentro la DOC Sicilia il grillo e l'enotavola, perché il grillo e l'enotavola, se lo vuoi scrivere, lo deve mandare all'interno del disciplinato della DOC Sicilia. Adesso le sfide quali sono? Le sfide sono quelle di fare fronte alle nuove esigenze del mercato. Oggi i consumatori chiedono vini più leggeri, meno alcolici, più fruttati, ed è questa la sfida che la DOC Sicilia si sta mettendo in mano, e io credo che le potenzialità del nostro comparto vitivinicolo ci sono tutte. Sta a noi saperle cogliere, saperle comunicare e quindi dare la possibilità ai nostri produttori di una sostenibilità, e per sostenibilità non intendo soltanto quella ambientale, ma anche quella economica. Io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, grazie a voi. Infinite, e ovviamente il nostro racconto su questi meravigliosi vini e sulla nostra meravigliosa isola continua in questa puntata di Isola Verde. Restate con me. Parliamo di vino, se parliamo di vino siciliano non possiamo non parlare di Marsala, e allora eccoci qui con un altro illustre ospite che ci viene a trovare in questa puntata, dottor Benedetto Renda, benvenuto a Isola Verde. Grazie, il presidente del consorzio di tutela dei vini DOC Marsala, che hanno una storia meravigliosa, che hanno una storia antica, e pensate, il consorzio nasce addirittura nel 1962, ma per effetto di una vera e propria rivoluzione che risale al 2022, dottore, si stanno scrivendo pagine nuove e molto importanti. State riorganizzando il modo di pensare e anche di offrire il Marsala alle persone. Sì, senza dubbio, con la nascita del nuovo consorzio stiamo cercando di rinnovare questa immagine. Pensate che il Marsala ha attraversato 4 secoli. Certo. Perché sappiamo benissimo che il Marsala viene conosciuto come vino già internazionale, perché è scoperto dagli inglesi, esportato in Inghilterra, esportato in America. Siamo ancora nel regno delle 2 Sicilie, quindi quando c'è l'unità d'Italia era l'unico vino che poteva rappresentare ed essere conosciuto anche all'estero. Il consorzio si è rinnovato, una nuova generazione si è affacciata nel mondo del vino. Quindi noi stiamo cercando di togliere quell'immagine che negli ultimi anni era stato di Marsala come prodotto vecchio, ma abbiamo colto, abbiamo sperimentato anche tantissimo abbinamento che Marsala ha una sua grande attualità e una grande versatilità. Quindi noi proponiamo ora il Marsala come prodotto per aperitivo. Basta bere un Marsala vergine secco con i formaggi arborinati, con i formaggi stagionati, è perfetto. A tutto pasto, lo stiamo provando benissimo, sta avendo grosso successo. E come ingrediente per i mixer. Quindi molte questo è vincente, soprattutto per le nuove generazioni. Questo è l'obiettivo di ripresentare il Marsala alle nuove generazioni, colpire i momenti di consumo per avere questo grande rilancio. Questo è un modo intelligente, no? Per ripensare il Marsala e soprattutto per farlo conoscere alle nuove generazioni. Ma dottore, un'altra sfida molto importante è quella, su un territorio così vasto, così grande, di individuare delle zone, delle aree che siano delle aree da certificare in maniera un po' diversa, da raccontare in maniera un po' diversa.
diverse. Sì, l'area dell'addocco Marsala rappresenta un po' tutta la provincia di Trapani, esclusa l'addocco Alcamo e l'addocco Pantelleria, che hanno due addocchi particolari. Si sta lavorando a zonizzare quest'area che rimane, cogliendo i vitigni autoctoni dove si può venire fuori il miglior Marsala. Quindi stiamo zonando un po' la provincia, è un lavoro che chiaramente richiederà tempo, ma è un percorso già iniziato. È cominciato anche un bellissimo percorso di comunicazione. Mi raccontava prima il dottore Renda che ad esempio quest'anno per la prima volta siete stati al Vinitali, quindi anche questo rappresenta un modo diverso di raccontare il Marsala e anche di rendere protagonisti tutti, perché le spaccature che c'erano una volta, che ci sono state fino a un certo punto, finalmente non ci sono più. Tutti si sentono protagonisti e tutti sono protagonisti di questa storia nuova del Consorzio su Marsala DOC. Sì, Marsala rappresentava soltanto le industrie produttrici di Marsala, quindi c'era uno scollamento col mondo agricolo. Il nuovo consorzio ha battuto queste barriere. Rappresentanti del mondo agricolo, della cooperazione, sono nel consiglio di amministrazione, quindi portano avanti le loro idee e i loro interessi. Il consorzio si è mosso anche a questo, i primi atti che ha fatto è stato quello di incrementare la qualità delle uve e che di conseguenza aumentare la remunerazione. Sappiamo benissimo che la crisi di manodopera dei giovani che sempre meno partecipano al mondo, quindi bisogna creare l'interesse, creare soprattutto l'appetibilità e un ritorno economico che sia soddisfacente per evitare questo rischio di abbandono. Che poi non c'è, grazie al vostro lavoro, grazie al vostro impegno, poi si riduce. Questo è il modo di raccontare la nostra terra, di raccontare i nostri prodotti, in questo caso di raccontare il mondo del Marsala e del Consorzio. Dottore, io la ringrazio della sua disponibilità con noi di Isola Verde e il nostro racconto continua in una puntata che di sorprese ne ha moltissime, perché voi lo sapete, noi qui non raccontiamo soltanto luoghi, non raccontiamo soltanto storie, ma raccontiamo le vere grandi meraviglie siciliane, i nostri tesori. Nel mondo del vino c'è una figura molto bella, molto affascinante, che è quella della hospitality manager, che ha un ruolo particolarmente complesso, complicato, che è quello praticamente di accorciare la distanza tra la filiera e il territorio. Maria Elena Bello, benvenuta a Isola Verde. Grazie. Tu fai questo mestiere così bello, così affascinante, e intanto ti chiedo immediatamente perché fai questo mestiere? E sicuramente è la mia passione per la mia terra. Quindi l'amore verso il territorio ti ha spinto a diventare tramite. Il fatto di raccontare comunque il mio territorio è la mia passione per questo luogo. Io mi reputo fortunata. Ho studiato e sono rimasta a lavorare in Sicilia. Penso che questa oggi è una cosa fondamentale. E il fatto di accogliere nella mia terra mi rende quasi un'ambasciatrice. Certo. Che bello, il territorio, le tradizioni, la storia e il racconto poi di quanto di bello e di buono abbiamo. Quanto è importante oggi, come dicevo prima, accorciare, annullare la distanza tra filiera e territorio, cioè farli diventare praticamente un unicum. È importantissimo, ma i primi a conoscere il territorio dobbiamo essere noi per comunicarlo. Questo dall'abbinamento vino-cibo, sono del settore, ma anche i posti, i luoghi da visitare, da consigliare, arte, archeologia, cultura, natura, fanno tutti parte di un unico territorio da comunicare. Che bello, è facile raggiungere la Sicilia, è facile comprenderla quando si incontrano professionisti come Maria Elena e a quel punto, come vi dicevo, è naturale innamorarsene. Grazie veramente per questo racconto così bello, anche perché abbiamo compreso il profondo amore che tu hai per la nostra terra, per il nostro territorio. Tante volte in questa chiacchierata con Maria Elena abbiamo parlato di accorciare le distanze. Ecco, probabilmente il segreto per la Sicilia è proprio questo, fare poca distanza, fare gruppo, fare sinergia, fare in modo che tutte le componenti si sentano protagoniste allo stesso modo, perché soltanto così si possono continuare a scrivere pagine veramente meravigliose. Grazie ancora e il racconto continua. Mi ha
raggiunto adesso il presidente di Assoenologi Sicilia, che è il dottor Giuseppe Figlioli. Benvenuto a Isola Verde. Grazie per l'invito e grazie per lo spazio. Ci teniamo particolarmente, Giuseppe, con lei a mettere il focus, ad incentrare il focus sul fatto che il vino siciliano vive una fase bella in questo momento, di grande riconoscibilità a livello internazionale, però questo ovviamente comporta anche una grande responsabilità. Quali sono le sfide, le attenzioni, le accortezze che bisogna avere per mantenere comunque sempre elevatissime la qualità senza perdere l'identità dei nostri vini? Ma la sfida più importante, ed è quella dell'ultimo periodo, ovviamente tema per cui i vini a livello qualitativo sono cresciuti tanto e sono così apprezzati in giro per il mondo, sicuramente è il territorio di provenienza. Quindi dare sempre più valore, dare sempre più trama attraverso il territorio e attraverso la rappresentatività con un calice di vino, e nonché alla varietà, all'autoctonia siciliana, perché noi ci dobbiamo ben ricordare che abbiamo più di 70 varietà autoctone, quindi i nostri predecessori, che sono ben 19 civiltà, dagli arabi ai romani passando per i greci, hanno lasciato un bel patrimonio da custodire, da conservare, ma da rendere al meglio attraverso il territorio, rendere al meglio con un branding qualitativo molto alto. E questa qualità alta ce la può dare solo il territorio attraverso appunto la massima espressione dello stesso e della provenienza. Riuscire ad ottenere dal punto di vista qualitativo un ampio respiro appunto relativo alla qualità del vino che si produce e respirare attraverso la sensorialità di quel calice appunto il territorio di provenienza è di fondamentale importanza. È la sfida del futuro, del presente, ma anche del recente passato, perché se i vini hanno avuto una così importante riconoscibilità in giro per il mondo è perché viene riconosciuto appunto il valore del territorio di provenienza, e il territorio di provenienza si intende tutta la Sicilia. E quindi anche la DOC Sicilia, che porta il nome appunto dello stesso territorio, è di fondamentale importanza quando il consumatore va a scegliere quella bottiglia, in quanto la prima scelta si fa con gli occhi, e gli occhi sono packaging e denominazione. Territori che sono molto diversi tra loro, ma che rappresentano ognuno nella propria unicità un grande valore aggiunto. Le chiedo anche l'attenzione nei confronti delle nuove generazioni. Le nuove generazioni rispetto a una volta si avvicinano al vino prima, si avvicinano al vino meglio. In questo caso qual è il vostro compito nei confronti? Diciamo che un po' tutti gli stakeholder legati al mondo del vino negli ultimi 20 anni, oserei dire anche 30 anni, abbiamo fatto un po' di errori. Abbiamo creato delle barriere con il consumatore, abbiamo creato delle barriere alte, con troppi tecnicismi, con troppo dire complesso. Ecco, raccontare il vino in maniera complessa. E quando ci si beve un calice di vino, il calice di vino deve essere buono, ci deve far pensare al territorio di provenienza, sempre senza troppi tecnicismi, ma con un ampio respiro qualitativo, e che rende appunto quel calice di vino social, più social dei social attuali. Ecco. È bello, è molto chiaro quello che dice, perché poi ovviamente spiegare il vino in maniera semplice permette ai giovani di conoscerlo, e conoscerlo vuol dire anche saperlo bere, quindi sapersi rapportare bene con qualcosa che poi rappresenta la nostra terra, rappresenta la nostra storia. Dottore, grazie infinite della sua disponibilità, grazie davvero. Grazie ancora a voi. Il mio racconto continua. Un'altra magnifica zona della nostra isola, un altro magnifico territorio da raccontarvi oggi a Isola Verde. Mi vedete qui in vigna, oggi vi raccontiamo la Menfi DOC, ed è una zona straordinaria questa, una zona praticamente vocata al vino da sempre, e questa può essere considerata un po' la zona di frontiera tra il mondo arabo e quello fenicio, e proprio qui si racconta che sorgeva l'antichissima Inico, una città che era nota a tutto il resto del mondo, conosciuto allora per l'eccellenza del vino. Beh, quel vino è rimasto eccellente, è un vino che ha delle caratteristiche uniche dovute alla presenza del Mediterraneo, dovute al fatto che viene coltivato anche fino a 400 metri di altitudine, ed è un vino che può essere bianco, rosato, piuttosto che rosso, anche passito, che ha delle caratteristiche apprezzate in tutto il resto del mondo. Nel 1995 arriva la DOC, che è una certificazione importante, che significa sicuramente un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza per questi produttori, per questi amanti del vino, che hanno reso questa zona unica in tutto il mondo, al punto proprio da far diventare Menfi nel 2023 città del vino. E allora proprio da qui, proprio da queste vigne, comincia un racconto speciale, il racconto del consorzio Menfi DOC.
Eccoci qui amici di Isola Verde, il racconto sul Menfi Doc non può che cominciare con un produttore di grande prestigio, nonché vicepresidente della Fondazione Sosten. Lui è il dottor Giuseppe Bursi, benvenuto a Isola Verde. Grazie. Dottore, stiamo scoprendo nel racconto di questa puntata non solo un territorio che è un territorio magnifico che ci fa sentire orgogliosi di essere siciliani, ma stiamo scoprendo davvero un vino speciale, stiamo facendo un racconto meraviglioso. Avete fatto un grande lavoro come consorzio nell'arco degli anni, avete fatto un grande lavoro come DOC, vi chiedo, avete avuto grande attenzione a collegare proprio il vino Menfi con il territorio e con il concetto di sostenibilità? Quali sono stati i passaggi più significativi e anche più complicati? Beh, consideri che la DOC Menfi nasce nel 1995 e quindi ha un po' di storia già. Diciamo che in questo territorio insistono molte cantine anche importanti e quindi naturalmente è stato quasi un passo obbligato il fatto di valorizzare appunto la DOC Menfi. DOC Menfi che praticamente prevede nel proprio disciplinare diverse possibilità di utilizzo di diverse varietà e che in qualche modo si lega esattamente a una valorizzazione del territorio. In generale le DOC nascono per valorizzare i territori, in questo territorio in particolare, soprattutto negli ultimi anni, c'è stata una spinta continua a produrre quasi tutti i vini DOC Menfi, ovvio naturalmente è possibile farlo, e quindi da questo si parte perché comunicare il nome Menfi, e magari legandolo anche alla Sicilia, perché il disciplinare ti dà la possibilità di scrivere in etichetta Menfi e Sicilia, questo ti permette naturalmente di dare intanto un'indicazione anche all'estero che siamo siciliani, e secondo che non un fa mai territorio male. più piccolo che non fa mai male, anche come dire, è bene utilizzare il nome Sicilia, è molto più conosciuto magari di quello di Menfi, quindi questa è un'associazione assolutamente funzionale. Questa è una zona molto particolare, sia per la storia della viticoltura che risale veramente a centinaia di anni fa ed è un territorio assolutamente vocato, ma anche perché è un territorio che è rimasto indenne, cioè un territorio che ha una spiaggia che è Portopalo, che è bandiera blu da 29 anni. È un territorio che ha un paesaggio molto molto bello e che si mantiene ancora esattamente come era qualche centinaio di anni fa. La responsabilità di noi produttori è quella di utilizzare quelle che sono le risorse che già abbiamo, non rovinarle, e quindi attraverso il concetto di sostenibilità che lega anche la produzione di vini biologici piuttosto che questo concetto di sostenibilità che impegna sia il viticoltore ma anche le cantine, far sì che si mantenga questo territorio che dobbiamo, come dire, tramandare ai nostri figli, sempre mantenendolo al massimo della naturalezza, direi io. Della naturalezza, della bellezza, ed è ovviamente un traghettamento che richiede grande responsabilità e non è mai facile. A proposito di futuro le chiedo proprio questo, quanto è importante la cooperazione fra tutti voi per scrivere pagine nuove? Ma guardi, intanto esiste un consorzio di Sostenne Sicilia, esiste anche un consorzio della DOC Sicilia, io sono anche vicepresidente di entrambe le associazioni. È fondamentale che ci sia collaborazione. Mi sposto un po' dalla DOC Menfi per parlare della DOC Sicilia e per dire che nel tavolo siedono insieme aziende private, aziende cooperative come quella che io in questo momento rappresento, per cui c'è questo scambio di idee, c'è questa volontà di mettere insieme quelli che sono i valori che ognuno di noi porta avanti e di trasmetterli, diciamo, ai nostri clienti, in modo da far sì che l'acquisto di una bottiglia di vino di qualsiasi territorio della Sicilia in qualche modo sia veicolo di una comunicazione di quello che in realtà è la Sicilia e delle potenzialità che ha e che secondo me ancora sono in molti casi inespresse, per cui abbiamo ancora tanto lavoro da fare e mettendoci insieme diventa tutto più semplice. E poi bisogna sempre essere ottimisti. Io la ringrazio della sua disponibilità, del tempo che ci ha dedicato. Più volte, parlando con il vicepresidente, è venuto fuori il concetto del territorio indenne. Questa è una grande responsabilità che abbiamo noi che siamo più adulti, che hanno le nuove generazioni, ecco, perché questo è un territorio che racconta delle storie antiche, ma che per potersi mantenere indenne deve anche imparare a guardare la realtà con occhi diversi, con occhi più propositivi e sicuramente con grande competenza e con grande
grande passione, che è quella che abbiamo incontrato oggi nel racconto di questa puntata, ma che incontriamo sempre quando parliamo poi con i produttori, quando parliamo con chi vive in maniera diretta la terra, il campo, la vigna in Sicilia. Il racconto di Isola Verde continua, grazie ancora, restate con noi. Dal calore delle cucine al calore del sole siciliano, io sono particolarmente grato a un maestro della nostra cucina, a chef Tony Lococo, che oggi ci raggiunge in questo luogo meraviglioso. Benvenuto a Isola Verde, chef. Grazie. Questo calore è più piacevole probabilmente quello della cucina. Direi di sì, che comunque è piacevole, anche perché l'aria, insomma, c'è questo venticello che comunque aiuta. Che ci supporta un po'. Esatto, che ci fa stare Tony, bene. tu sei presidente di Sicilia d'Ulisse, no? Che è un'associazione che racconta il volto bello della nostra terra, che ci fa capire quanto sia importante l'enoturismo in Sicilia, e molti finalmente se ne stanno rendendo conto, e che sottolinea come le sinergie e gli incastri fra territorio, gastronomia, cibo, vino diventino fondamentali per cominciare a scrivere delle pagine completamente nuove della Sicilia, anche in ottica di tutto quello che è accaduto nel 2025 con la Sicilia al centro dell'attenzione, anche grazie al titolo di Sicilia, capitale europea della gastronomia. Sì, diciamo che siamo stati, la Sicilia d'Ulisse ha accolto subito, insomma, il progetto, e siamo stati contentissimi tutti gli associati di partecipare. Ovviamente sono quelle manifestazioni che ci hanno una visibilità ancora maggiore. La Sicilia d'Ulisse da 25 anni racconta un po' la storia, un gruppo di ristoratori si uniscono per far sì che il turista che arrivasse in Sicilia avesse delle tappe ben stabilite, garantite da noi stessi. Ecco, nasce così con 12 associati, adesso siamo più di 50 tra ristoranti, tra cantine associate e hotellerie di un certo spessore. E quindi, insomma, si è fatto questo percorso negli anni, siamo sempre cresciuti sempre di più, perché comunque testimoniamo quello che c'è di bello in Sicilia, quello che c'è di bello non solo a livello di food, ma anche di vino, e soprattutto, io dico sempre, noi viviamo in un'isola fantastica, bellissima, dove che abbiamo dico, a chilometro zero la migliore melenzana, il miglior pomodoro, il miglior pesce, il miglior caseario che ci dà il miglior prodotto. Però questo non deve essere un modo per sederci negli allori, deve essere perché ho la fortuna di girare il mondo, di capire che anche gli altri sono organizzati, si stanno perfezionando, stanno cercando sempre di fare grande qualità su tutto. Noi abbiamo la fortuna di avere una terra fantastica che ci dà dei doni, delle materie prime, però, come ti vedo a dire, non bisogna sedersi negli allori, bisogna sempre guardare oltre, avere una visione che ci porta sempre di più in alto, sempre di più alla grande qualità, sia nel food che nell'accoglienza. Tony, ti chiedo una cosa, tu sei un maestro, oggi sei un vero e proprio brand nel mondo, ma il sogno di quel ragazzino, di Tony da ragazzino, oggi guardandoti indietro, si è realizzato del tutto o ancora c'è qualcosa? Ma diciamo che certo, qualcosa ancora da... Ti è venuto un sorriso sul volto, ti è spuntato un sorriso sul volto? No, nel senso che comunque uno ha sempre, deve avere sempre delle visioni, degli obiettivi. Raggiunto quell'obiettivo devi sempre alzare l'asticella e andare sempre più avanti. Assolutamente, in Sicilia sappiamo che i sogni bisogna perseguirli per poi farli diventare realtà. Noi ti auguriamo quindi di realizzare tutti gli altri. Tony, grazie infinite per il tempo che ci hai dedicato, in bocca al lupo per tutto quello che porti in giro per il mondo a marchio Sicilia, a qualità Sicilia, e il racconto di Isola Verde continua. Lo so, me lo dite tante volte quando mi incontrate, che faccio il lavoro più bello del mondo. Devo dirvi che è vero, anche perché questo lavoro mi permette di conoscere delle persone che poi mi raccontano la Sicilia e mi fanno capire attraverso la loro competenza, attraverso il loro amore per questa terra, quanto siamo fortunati ad essere siciliani. Una di queste persone ve la presento immediatamente, ospite di questa puntata di Isola Verde è il dottor Gioacchino Mistretta, che è un saggista e che ho incontrato proprio questa mattina a Menfi e mi ha fatto un racconto magnifico di tutto quello che poi magari vedrete nelle prossime puntate di Isola Verde. Benvenuto a Isola Verde, dottore, grazie. Grazie, benvenuti a voi nella nostra Menfi. Grazie davvero, un ottimo padrone di casa.
Le chiedo del vino e del territorio, no? Perché tante volte la Sicilia si racconta attraverso i propri prodotti, si racconta in questo caso attraverso il vino, ma questo è un territorio che racconta di storia, di cultura e di storia molto antica, che da sempre è stata legata al vino. Quindi mi chiedo, voi che accogliete i turisti, e sono tantissimi, come lo snodate questo racconto? Beh, diciamo che questo racconto ci segue da sempre, in quanto la letteratura antiquaria ce l'ha tramandato. Già nel 600 gli storici si sono cercato di raccontare questo territorio tramite una città della Sicania. A Menfi, grazie all'archeologia, recentemente ai ritrovamenti archeologici, si sposa ancora di più il vino al nostro territorio. In particolar modo ricordo questa città di Inicon, di cui gli storici ci tramandano in particolar modo Esichio, di questo vino eccellente che si produceva qua. E ancora oggi diciamo che è la città del vino del circondario. Quindi noi abbiamo preso questa città e ne abbiamo fatto un marchio per il territorio. Infatti c'è questa grande festa del vino che dal 96 si svolge sempre annualmente, e che poi è la festa del prodotto principe della città, ma anche degli altri prodotti, in particolar modo agricolo, perché il nostro è un grosso centro agricolo, e che ha portato avanti adesso da parecchi anni, ma che già anticamente appunto il vino viene tramandato dalle testimonianze archeologiche. Per esempio la nave che abbiamo... A proposito di quello che lei mi raccontava questa mattina, il relitto della nave punico-romana, che è un esempio chiaro di come quanto il vino fosse importante anche dal punto di vista commerciale su questa tratta, su questa rotta. Ecco, appunto questo relitto ritrovato proprio a Portopalo da un'associazione locale che si chiama, esiste ancora, la Tartaruga, che poi ha segnalato alla Sovrintendenza di Agrigento e poi successivamente alla Sovrintendenza del Mare, grazie all'indimenticato Sebastiano Tusa, poi è stato tirato fuori, adesso è esposta, tutti i reperti sono esposti, come lei ha ben visto, nel nostro museo, un futuro museo. Sono stanze espositive che abbiamo voluto dedicare appunto alla figura di questo grande archeologo, purtroppo ahimè perito in un incidente aereo. Ma che ci lascia un'eredità enorme. Enorme, perché i suoi studi sono tantissimi, veramente, lui ha fatto tanto per la Sicilia, ha fatto tanto anche per la nostra Menfi. E qua abbiamo una nave appunto che è naufragata in questo, ed era una nave che trasportava tantissime anfore vinarie, sia puniche sia italiche, ed è interessante anche per gli oggetti della cambusa che ci ha lasciato, perché come vivevano questi marinai, ha tanti aspetti, quindi si vede che il vino ha circuitato su questo mare che noi vediamo, proprio ce l'abbiamo di fronte, e che era il Mare Nostrum. Il Mare Nostrum che non finisce mai di essere Nostrum e che probabilmente, dottore, dovremmo imparare, soprattutto le nuove generazioni, a sentirlo davvero Nostrum, no? Per rispettarlo, per essere sostenibili nei confronti di questo mare, così come dobbiamo essere sostenibili nei confronti di questa terra che ci ha accolto e che ci ha dato i natali. Io la ringrazio della sua grande disponibilità, la ringrazio per questo racconto e come sempre vi dico poi la cosa più bella da fare dopo che si vede una puntata di Isola Verde, dopo che si conoscono persone del calibro dell'amico professore, bisogna andare sui luoghi, andare in prima persona a visitarli, a conoscerli, perché poi soltanto in questo modo si può capire la bontà e la qualità di quello che si è raccontato. Grazie ancora, il racconto di Isola Verde continua.